come volevasi dimostrare. A nulla sono servite le richieste e le diffide legali della famiglia di Ettore, il piccolo di Rossano Veneto colpito da una malattia che richiede la presenza in classe di personale appositamente formato. L'azione dei genitori non è servita a far cambiare idea all'ULSS 7, che ha tolto l'assistenza in classe nel giorno di San Bassiano, salvo poi inviare a scuola un'infermiera che non conosceva Ettore e le sue esigenze. Attenzione però, nessuno ha nulla da eccepire sulle qualità professionali e umane di chi è stato mandato a sostituire il solito operatore, anzi, è l'organizzazione del servizio che per mamma Elisa e papà Riccardo proprio non va. E il loro avvocato lo ribadisce ancora una volta. Quanto è successo e quanto continua ad accadere, alla famiglia Dal Porto e ancora di più al minore Ettore è veramente molto spiacevole. La necessità di mantenere la stessa figura di riferimento per Ettore non è dovuta solo a fattori sanitari, ma anche al rapporto che l'operatore deve creare con il bambino. Un'altra figura infatti per la famiglia va solo a incidere negativamente su un equilibrio molto delicato. Un'altra ennesima figura che ruota intorno a un bambino minore con, fragilità, a un bambino, minore con necessità assistenziale complessa, che deve subire delle manovre invasive quotidianamente e che non permette più a terzi di avvicinarsi. Per l'avvocato Andrao e per la famiglia questo è un danno grave per Ettore, che si somma a scelte organizzative dell'UL 7 già duramente contestate dalla famiglia. Questo è grave, questo è un danno, all'esistenza di Ettore, all'esistenza della famiglia. Sicuramente procederemo, innanzi al TAR per vedere riconosciuto un progetto, secondo la 328 del 2000, per il quale ad oggi non abbiamo ricevuto nessun riscontro, nonostante siano passati abbondantemente i 2 mesi da quando avevamo fatto la richiesta, e procederemo per vedere risarciti i diritti tutti di Ettore. La battaglia continua quindi, una battaglia per i diritti di Ettore allo studio e all'inclusione, una battaglia per tutte le famiglie che vivono storie come questa, storie che nel silenzio diventano discriminazione.